Oh raga, però dite la verità, sta maglietta non è che mi sta male. Infatti, prima di cominciare con il video, raga, volevo ringraziarvi. Adesso mi trasformo un attimo in un vlogger e faccio così. Volevo ringraziarvi perché grazie a voi che comunque guardate ogni video, mi supportate, tutte queste cose qua, ho l'opportunità di poter collaborare con siti di questo genere. Proprio per ringraziarvi io ho chiesto a questi siti se potevano mettere un codice per farvi prendere un piccolo sconto. Come potete vedere, raga, vedete, questa è la maglietta. Mi hanno inviato sia questa del Portogallo e sia questa del Real Madrid di quest'anno di Cristiano Ronaldo. Ho pensato di farvi prendere un piccolo sconto. Infatti, se andate in descrizione nel primo link troverete il link per entrare nel sito. Se quando andate ad acquistare la maglietta della squadra che vi piace, che sia Napoli o altre squadre, nella scritta codice sconto o coupon code scrivete Fighter, riceverete il 15% di sconto, quindi le magliette non le pagherete praticamente nulla. Le pagherete pochissimi euro, meno di 30 euro. Bella raga, Fighter e bentornati qui oggi sul mio canale. Oggi signori siamo finalmente tornati con un nuovissimo video. Madò, questa volta l'ho fatta proprio bella. Oggi raga sono carichissimo e lo sapete perché sono carico? Non perché ho ricevuto queste maglie, questa è quella del Real Madrid, anche per quello forse, ma principalmente perché come tutti sapete, perché tutti me l'avete scritto sia nei commenti e sia su Instagram. Se non mi seguite su Instagram andatemi a seguire perché siamo vicini ai 6.000 followers. Quest'oggi è uscita la canzone di Daniele De Martino, di cui non mi ricordo il titolo, infatti già la prima figura in merda. Però faremo la parodia. Prima di cominciare sapete benissimo cosa fare, dato che è una parodia di Daniele De Martino. È d'obbligo, ma proprio d'obbligo, che lasciate il mi piace già da adesso raga. Quindi lasciate un mi piace se non vi dimenticate, iscrivetevi se non siete iscritti e commentate perché lascio il cuore ogni commento. Andatemi a seguire su Instagram, ve l'ho già detto, però non voglio fare le intro lunghe perché già per parlare delle maglie ho fatto una intro lunga. Quindi andiamo con il video. Vamonos. Non so perché, ma io stavolta sono fiducioso che il video di Daniele De Martino non comincerà con una ragazza. Me lo sento. Stavo scherzando, non le faccio più ste cose, non sarò mai più fiducioso. Bella bionda. La tensione è palpabile nell'aria, qualcosa è accaduto. Uè, ma vi dici costumata, manca dici buonasera. Per la prima volta Daniele De Martino non deve rimorchiare, attenzione. Attaccano le canzoni così con lo sguardo sensuale di De Martino. Mi state dicendo che questa volta Daniele De Martino dovrà cercare di congiungere una coppia e non farla separare? Attenzione, qui c'è un cambiamento. Stasera non te va, è inutile che chiagni e sta a soffrire. Mi raccomando Daniele, se devi entrare abbassa la testa, perché se non ci sbatti. Se ti cerco stasera non ti spuglia allora, non torna a fare scena. Io ma danno piata a chi? Facevo un modello da Abercrombie, fammi capire. Bene rega. Se ti chiede scusa amore mio, girai una caramella sfusa amore mio. e sono brava per te spogliare ora, troppo quando finisce non si può. Cioè da notare Daniele che dice no, questo vuole solo fare l'amore, questo si scorda di te, questo fa questo è un pezzo di merda. Pozzetto Vlenka, tu fino a 2 video fa che sto facevi? Facevi le stesse cose. Mamma, o bui che chiama cornuto o ciuccio. Si di mano durano ancora, dillo con una buccia, tu non prova amore. Praticamente sta canzone è un tutorial su come non farsi trattare quando c'hai una relazione con qualcuno. Pure se sta voglia è forte e tu la sassa ancora. Se stava durando la scella. Ho avuto durante stamattina non mangio messo. Tu non lo perdonare. Non credo sia tanto sicuro guidare quando raccagna la marcia andando un momento, come fai? Se ti dice dimmi dove sei, Ma in questo video le porte alte sono un optional. tu stringi il tuo cuscino e chiagni la notte, sono bravo per te spogliare. La smart.
È tornata la smart, io piango. È tornata la smart di Daniele De Martino. Non era la smart di Daniele De Martino. E moi chi è sta smart? Se farai così, Allora Dani, tu mo Mara fa capisci se fai un cantante o se tieni un concessionario. Perché non ho capito. Ditemi nei commenti se Daniele De Martino tiene un concessionario di macchine oppure fa un cantante. Perché non ho capito. se farai così, non torna a soffrire. T'ha già portato la seggiola, Daniele, stai scomodo, te la porto, Aia, mamma, la vedo brutta sta situazione, mo. Oh! E se ne va, coda tra le gambe perché ha capito che non fotti con Daniele De Martino. A meno che non sei una femmina buona, non fotti. In tutti i sensi proprio. Non ci voglio pensare. 5 euro che adesso arriva la parte parlata. 5 euro. Male. Cacciati i sort. Forza, voglio il portafoglio pieno adesso. Ferdinando, scusa la parola, per me chiudo il video. Ma io non so Ferdinando, so Francesco. Non lo devo chiudere il video. Che dici? Volevo ricordare una cosa molto importante, che le donne vanno amate, pregiate e rispettate e soprattutto non vanno mai usate. Buona vita, Danilo. Cosa che non hai fatto tu negli altri 15.000 video che hai registrato, ma so dettagli. Allora raga, noi apprezziamo questo cambio monumentale proprio di Daniele De Martino, che è passato da gigolò a ragazzo serio. Sappiamo che durerà solo per questo video sta cosa, lo sappiamo tutti, ma non fa niente. E niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, come al solito vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a condividere e iscrivervi al canale. Spero che acquisterete qualcosa sul sito delle maglie, perché ne sarei felice di riuscire a fare qualcosa per voi, dato che voi per me fate tantissimo. E quindi anche un gesto così, che magari vi faccia avere lo sconto su qualcosa, cioè per me è qualcosa di utile almeno per voi, quindi spero comprendete qualcosa. Tranquilli, non mi pagano per fare sta cosa, mi danno qualche altra maglia ma non mi pagano, quindi non è che fate tu ci guadagni i soldi, no, mi danno qualche altra maglia ma non vi pensate. Spero che la parodia vi sia piaciuta raga, spero di essere riuscito a strapparvi un sorriso come al solito, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti. E niente, da fare è tutto, io come al solito vi rimando un prossimo video, vi do un bacione, un salutone, stay fighters, vi ringrazio di cuore per tutto raga e never back down.